Ben ritrovati in studio con Di Salute. Continuiamo a parlare dell'attività del Montecatone Rehabilitation Institute del territorio molese, un centro d'eccellenza per la terapia e la cura di pazienti con gravi problemi e criticità molto forti portate da problemi o traumi o comunque malattie che hanno dettato delle condizioni molto serie di salute. C'è anche tutto un aspetto legato alla riabilitazione dei pazienti che non riguarda soltanto l'ambito prettamente medico, ma si parla anche di un reinserimento sociale di questi pazienti poi che tornano alla loro vita di tutti i giorni. Sappiamo anche che tanti pazienti arrivano in questo centro, nell'ospedale di Montecatone, da tutta Italia, e quindi oggi parliamo con due ospiti in studio che ci sono venuti a trovare proprio per trattare meglio l'aspetto sociale di questo tipo di percorso di riabilitazione e terapia. Sono in studio con noi Claudia Gasperini, direttrice di Casa Guglielmi, e Mauro Venturelli, presidente del comitato consultivo di Montecatone. Capiremo meglio qual è il vostro ruolo, perché è molto importante questo diciamo, organo consultivo, perché ci sono diversi soggetti che ruotano intorno al Montecatone e danno tutti il contributo migliore, diciamo così, per organizzare al meglio, come abbiamo detto, questo aspetto sociale di reinserimento. Ma cominciamo a spiegare come funziona Casa Guglielmi. È sicuramente un luogo importantissimo per tutto quello che riguarda gli aspetti, diciamo così, trasversali alle unità operative che operano in senso medico. C'è proprio l'aspetto di reinserimento dei pazienti che è importantissimo per i pazienti e per i familiari. Che cos'è Casa Guglielmi? Dunque, Casa Guglielmi, diciamo, come immagine comune, è quel luogo che accoglie le famiglie dei pazienti ricoverati in ospedale durante tutto il percorso che il paziente fa all'interno dell'ospedale di Montecatone, e accoglie anche quelle persone con disabilità che effettuano terapia in day hospital presso la Montecatone Rehabilitation, quindi hanno un accesso diurno all'ospedale per le terapie, poi terminata la terapia sono liberi di vivere la loro quotidianità dove vogliono, insomma, al di fuori. Quindi Casa Guglielmi si è strutturata proprio per essere completamente, interamente accessibile e fruibile a persone con disabilità, e ha questa possibilità di accogliere. È un po' di più rispetto a quello che ufficialmente si vede all'esterno. Noi ci inseriamo all'interno del percorso del programma Vita Indipendente trasversale a tutte le unità operative dell'ospedale, proprio perché siamo, come dire, una sorta di laboratorio sperimentale sulle autonomie, perché i pazienti che vengono ricoverati a Montecatone arrivano nell'area critica, in terapia intensiva, cioè quando l'evento lesivo è appena accaduto, e devono fare un percorso per ripensarsi, riorganizzarsi, riconcepire il loro ruolo di persone, verificare le autonomie che acquisiscono durante il percorso e prepararsi al ritorno a casa, non solo i pazienti, ma anche le famiglie insieme ai pazienti, perché le famiglie sono poi quelle che si fa in carico anche della gestione una volta tornate proprio a domicilio. Anche perché sono periodi anche temporalmente significativi, sì, per cui c'è anche la possibilità di avere una base attrezzata e comunque utile proprio per affrontare questo percorso. Sì, la casa è strutturata proprio in modo che le persone condividano spazi e tempi nelle attività quotidiane e giornaliere che si fanno, sia i pazienti ma anche i propri familiari, che si possono confrontare fra di loro, perché noi operatori possiamo accompagnare con empatia e con rispetto questo percorso che fanno, però se io dico a una persona che ha il figlio ricoverato in terapia intensiva, coraggio, ce la puoi fare, c'è la possibilità di avere una vita dignitosa e anche bella nonostante la disabilità, questa persona mi guarda e poi mi dice sì vabbè, però tu non sai cosa sto passando. Un conto invece che se lo senta dire dalla madre di un ragazzo che la parte iniziale del percorso l'ha già superata e si sta riorganizzando, si sta ripensando, per cui è molto più incisivo e molto più autorevole come consiglio. Noi creiamo le condizioni perché tutto questo avvenga. Ecco, nell'ambito di questo progetto, quindi Vita Indipendente, questo programma trasversale importante, è assolutamente fondamentale il lavoro del Comitato Consultivo Misto che lei, Venturelli, rappresenta. Che cosa fate? Che cos'è questo comitato con funzioni consultive? Come opera? Beh, il comitato consultivo è previsto nell'ultima riforma sanitaria, la 502, adesso non ricordo l'anno
che è stata come dire, approvata, comunque è una riforma importante dove sono previsti questi organismi di partecipazione composti dal mondo del volontariato e come dire, chiamati a cooperare e a lavorare insieme con le direzioni ospedaliere. Quindi il nostro comitato è un comitato ormai che ha quasi 15 anni di vita, nasce prima degli anni 2000, eravamo ancora all'interno della struttura Montebello, quindi con l'allora professoressa Vannini, quindi veniamo da lontano. Ecco, in 15 anni, come dire, abbiamo collaborato come parte del volontariato, quindi del mondo associativo, composto da figure di rappresentanza delle diverse associazioni, soprattutto di pazienti come noi che io vengo dall'associazione, come dire, sono il segretario dell'associazione Paraplegici Emilia Romagna per le mielolesioni, e da altre figure come Claudia, che è rappresentante per la cooperativa sociale della Casa d'Accoglienza, come altre realtà del mondo di Imolese, Remo Martelli, già figura presente nel comitato consultivo. Ecco che insieme ci confrontiamo continuamente con la direzione, ci vediamo di norma una volta al mese, ogni 2 mesi, come incontro, come dire, di lavoro e di confronto, anche se gli incontri poi sono continuativi, diciamo, con l'ambito medico e della direzione, proprio per cercare di migliorare la qualità ospedaliera. La qualità ospedaliera è un concetto che presto detta, ma per l'area di Montecatone è un concetto che tocca tutti gli aspetti, percorsi di cura, non di cura, i percorsi, come dire, riabilitativi, i percorsi del reinserimento, e quindi è davvero un percorso trasversale molto impegnativo, perché una persona che subisce una lesione di questo genere, come dire, deve intanto ripensare possibile a un nuovo progetto di vita, cioè quello che era prima cambia il tutto. Bisogna imparare a vivere, come dire, magari senza la percezione della sensibilità, quindi come si è seduto, dove sono posti i piedi, problemi degli sfinteri, le questioni sono davvero tante, e quindi davvero ripensare a un nuovo progetto di vita, e una volta ripensato va poi gradualmente ricondotto, va insegnato a questa persona tutti i vari aspetti, a conoscersi, soprattutto a rimparare le cose, a rimparare, come dire, una vita possibile. Ecco che tutto questo percorso nasce per dar queste opportunità, perché contrariamente a quello che si pensa, il periodo ospedaliero poi termina, e dopo c'è il percorso di vita. Ma noi possiamo immaginare che è un percorso così complesso, un obiettivo così difficile, se non lo si vive in prima persona è difficile proprio da capire. Ma è possibile con piccoli passi, facendo le cose anche con il supporto di questo tipo di servizi, questi medici, insomma, e la struttura del Montecatone? Ma la struttura di Montecatone, come dire, come altre strutture in Italia che sono definite unità spinali, per l'Emilia Romagna Montecatone è il centro hub, come dire, è il centro, no? È il centro di alta specialità proprio su questa patologia. Ecco, è in grado e ha messo insieme una esperienza su tutto il percorso, non per niente viene definito il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, perché proprio copre tutti gli aspetti. Infatti adesso si sta lavorando anche in Regione proprio per definire in tutte le sue fasi questo progetto così complessivo. La vita, come dire, è possibile reinterpretarla. Faccio un esempio: epoca vanniniana, grande professoressa, grande centro, però, come dire, l'aspetto del reinserimento, dell'autonomia non era considerato. All'epoca si parlava solo di percorso di cura riabilitativo, quindi le persone non comprendevano, no? Tutto questo che però era. Con l'esito che spesso e volentieri, quando andavano a casa, chiedevano di andare a fare riabilitazione in un altro centro. Cioè, questo voleva dire, come dire, che il percorso non era stato completo. Certo. Oggi i ragazzi che vanno a casa da Montecatone
riniziano a studiare, perché c'è anche la scuola in ospedale, cioè altro da grande conquista. Ritornano immediatamente chi ha delle attività lavorative a essere reinseriti nel contesto lavorativo, quindi hanno metabolizzato la sua situazione. Chiaramente la speranza rimane dentro in tutti di poter, no, certo, riprendere a camminare, però intanto voglio dire, l'obiettivo più grande è ritornare a vivere, è ritornare a essere gli attori della propria vita, o perlomeno con la consapevolezza di poter fare delle scelte. Quindi, perché purtroppo, come dire, queste lesioni, quando sono fratture alte a livello cervicale, come dire, creano dei danni non solo alle gambe ma anche alle braccia e alle mani. Quindi quando queste cose in quelle persone che hanno questi traumi davvero gravissimi, chiaro che se uno non ha l'opportunità di muovere neanche le mani, diventa tutto più difficile. Sì, sappiamo che le gravità, diciamo così, sono davvero tutti quanti casi a sé, nel senso che c'è una grande quantità e varietà di situazioni di questo tipo, quindi ovviamente ogni caso andrà affrontato. Però dicevo, la consapevolezza di quello che si sta vivendo e la capacità, la conoscenza di quello che si è imparato nell'area di Montecatone, dai medici, dagli infermieri, dai terapisti e da tutti gli operatori, è determinante per ripensare un progetto di vita. Questo è il grande risultato che Montecatone oggi sta dando alle persone. Allora grazie per questo impegno, perché ovviamente entrambi col proprio lavoro darete il contributo proprio per cercare di condurre anche al meglio e guidare i pazienti in questo tipo di percorso. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Sì, ci sarebbero tante altre cose sicuramente da dire interessanti, avremo comunque modo di approfondire ancora aspetti legati alle attività di Montecatone con voi in altre occasioni e poi anche all'interno dello spazio di Salute, perché attendiamo qualche ospite ancora qui nei nostri studi proprio per continuare a parlare di queste importanti attività. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito. A tutti buon proseguimento.